La rucola? Da pianta ignorata a simbolo di riscoperta. Per molto tempo, nell'entroterra siciliano, cresceva una pianta che nessuno considerava davvero. Non veniva seminata, non veniva protetta, non veniva coltivata. Cresceva da sola, tra colline aride, pietre, vento e sole. Una terra difficile, dove solo le piante più resistenti riescono a sopravvivere. E quella pianta sopravviveva benissimo. Veniva brucata dagli animali da pascolo, capre, pecore, mucche. Per loro era solo nutrimento, per gli uomini quasi niente. Quella pianta si chiamava, e si chiama ancora oggi, rucola. In Sicilia non era una scoperta, era sempre stata lì, faceva parte del paesaggio, come le erbacce, come le spine, come le piante selvatiche che crescono dove l'uomo non interviene. I contadini la conoscevano, sapevano riconoscerla, ma non la consideravano una coltura, perché la rucola non dava reddito, non riempiva i campi, non giustificava fatica. Era un'erba spontanea, e in un'agricoltura di sopravvivenza, ciò che cresce da solo non viene valorizzato, ma tollerato. La rucola non chiedeva acqua in abbondanza, non chiedeva cure, non pretendeva attenzione, resisteva al caldo, ai terreni poveri, alla scarsità. Ed è proprio per questo che non veniva coltivata. Negli anni 70 e 80 succede qualcosa di apparentemente semplice, ma in realtà profondo. Al nord Italia quella stessa pianta viene osservata con occhi diversi, viene studiata, riclassificata, inserita in un nuovo modo di pensare l'alimentazione. Diventa interessante, diventa moderna, diventa nuova, non perché sia cambiata, ma perché cambia lo sguardo di chi la guarda. La rucola entra nelle cucine contemporanee, nelle insalate, nei contorni, nei piatti che vogliono sembrare freschi, leggeri, salutari, e improvvisamente assume valore. Una pianta che in Sicilia cresceva spontanea da secoli diventa una coltura da mercato. È a questo punto che anche molti contadini iniziano a riconoscerla diversamente, non più come erba selvatica, ma come prodotto. E così la rucola comincia a essere coltivata anche lì dove, in realtà, non aveva mai smesso di crescere. Questo passaggio è importante, perché racconta una dinamica che si ripete spesso. Non è la pianta a cambiare, è il contesto. La rucola resta resistente, resta adatta ai climi duri, resta figlia dei terreni poveri, ma ora ha un nome, un prezzo, un mercato, e quindi diventa degna di attenzione. Oggi la rucola è ovunque. La trovi nei supermercati, nei ristoranti, nelle cucine moderne, ma la sua natura non è cambiata. Nasce ancora spontanea, ama ancora le zone aride, cresce ancora dove nessuno la pianta. È la stessa pianta che per secoli è stata ignorata perché non rientrava nei criteri dell'importanza. Questa storia non parla solo di rucola, parla di come scegliamo cosa vale e cosa no, di quante risorse esistono sotto i nostri occhi senza essere riconosciute. La rucola non è diventata importante perché è migliorata, è diventata importante perché qualcuno ha deciso di guardarla diversamente. E forse questa è la lezione più grande. Molto di ciò che oggi chiamiamo nuovo in realtà è antico, aspettava solo il momento giusto per essere visto. E tu conoscevi questa storia? Scrivilo nei commenti.